L'associazione sportiva di soft tire Agrigento Rangers ha festeggiato i suoi 30 anni di attività con un evento che ha visto coinvolte le squadre provenienti da tutta la Sicilia, nel bosco di Due Canee a Porto Empedocle. In Italia sono poche le associazioni di questo tipo che vantano una tale longevità. Anche la provincia di Agrigento ha visto negli anni aprire e chiudere diversi club che praticavano questo sport di nicchia. Gli Agrigento Rangers hanno sempre trovato il modo di andare avanti e sono stati impegnati da tempo sul territorio della provincia di Agrigento per la promozione sportiva dei giochi tattici e di questa particolare attività, partecipando anche a campionati regionali e nazionali. Fondato nel 1995, il club conta tra le sue fila giovani e meno giovani, provenienti da Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Canicattì, Grotte, Sant'Angelo Muxaro, Aragona, abbracciando quindi tutto il territorio della provincia agrigentina. Per la manifestazione dello scorso 9 marzo, il Presidente, collaborato da tutti i soci Ranger, hanno messo in piedi una manifestazione commemorativa che ha visto impegnati i team avversari in prove di ingaggio su obiettivi specifici, tiro sincronizzato, orienteering, di altre tipologie di gioco all'interno della vasta area boschiva sita a Porto Empedocle, dove gli Agrigento Rangers svolgono solitamente la loro attività. Anche se di tipo non competitivo, l'evento ha visto la premiazione delle squadre partecipanti e da un momento aggregativo, dove gli atleti della squadra agrigentina hanno ripercorso insieme ai presenti i momenti storici della vita associativa che hanno caratterizzato i 30 anni di attività, i successi, i momenti di difficoltà, i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri.